In sintesi, c'era una graduatoria della Regione Veneto per la progressiva assunzione di dipendenti amministrativi. Da oggi questa graduatoria e altre future, compresa una già prevista da 300 nominativi, viene condivisa con il Ministero della Giustizia e le persone, in base all'occorrenza degli enti, potranno venire assunti da una o dall'altra parte. È il primo accordo simile a livello nazionale. Mettiamo a disposizione graduatorie nostre, dalle quali noi abbiamo già pescato, nella fattispecie già da subito la possibilità di assumere oltre 100 persone, sono 105 per la precisione, che fondamentalmente la stragrande maggioranza veneti, che sono lì nel limbo in attesa di una chiamata da parte della Regione, ce l'avranno da parte del Ministero della Giustizia. Vedrete che questo modello verrà mutuato anche a livello regionale, a livello nazionale, visto e considerato che è un modello che permette di snellire e aiutare gli uffici giudiziari. Luca Zaia e il Ministro della Giustizia Carlo Nordio hanno firmato a Palazzo Balbi a Venezia un protocollo che permetterà alla magistratura veneta di reperire nell'immediato quel personale amministrativo di cui è estremamente carente, che è in parte causa del rallentamento dei processi. Nello specifico la Regione metterà a disposizione una prima graduatoria di 105 amministrativi in scadenza al 13 giugno 2024, dalle quali il Ministero potrà pescare personale per coprire le lacune della giustizia del Veneto. L'obiettivo è quello di dare risposte a chi già è aperto, dopodiché voi sapete io sono un sostenitore del Tribunale della Pedemontana, detto anche comunemente di Bassano, ed è l'occasione però di dire che l'apertura di Bassano non deve depauperare e drenare risorse umane degli altri tribunali del Veneto. È un primo provvedimento all'interno di un accordo quadro che darà via a una serie di altre convenzioni che, ha commentato Nordio, rimedia in grandissima parte e con una straordinaria immissione di nuove forze a questa criticità. Ha aggiunto che è stata escogitata una formula che consente di superare le criticità formali, sostanziali e pratiche, perché le persone assunte, che sono venete, resteranno in Veneto, ma il modello viene auspicato possa allargarsi a livello nazionale.